Ben ritrovati gentili telespettatori con la pagina informativa di Canal Furlan. Subito le notizie. È in programma domani pomeriggio a partire dalle 13 la nona edizione della Fiera del Lavoro ALIG Uni-UD, ospitata negli spazi del Teatro Giovanni da Udine. L'evento è organizzato dall'Associazione Laureati in Ingegneria Gestionale in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. A partire dalle 13, negli spazi del teatro del capoluogo friulano, importanti aziende anche di profilo internazionale saranno a disposizione di studenti, laureandi e neolaureati. In tutto sono attesi oltre 1000 ragazzi che avranno la possibilità di consegnare i propri curriculum vita e sostenere un colloquio di selezione negli stand appositamente allestiti all'interno del teatro. Complessivamente risultano aperte oltre 100 posizioni tra stage, contratti a tempo determinato e indeterminato. Cambiamo argomento. Dietro alla scelta dei sindaci di Udine, Pordenone e Trieste sulla registrazione dei matrimoni gay non c'è arbitrarietà, ma il pieno esercizio del proprio ruolo, in un modo democratico per condurre una battaglia civile in difesa dei diritti e contro ogni tipo di discriminazione. È quanto dichiara il segretario generale della CGIL del Friuli Venezia Giulia, Franco Belci, che esprime il suo sostegno ai primi cittadini di fronte alle critiche espresse nei loro confronti dai vescovi delle rispettive città. I 70 iscritti all'Ordine degli Avvocati di Tolmezzo saranno accolti in quello di Udine. I passi operativi verso la confluenza, resasi necessaria a seguito della chiusura del Tribunale di Tolmezzo, sono stati discussi in un incontro tenutosi nella sede ordinistica del capoluogo alla presenza dei rappresentanti, tra i quali l'avvocato Barbara Comparetti per Tolmezzo e l'avvocato Enrico Bulfone per Udine. A Monfalcone è scoppiato il problema piscina comunale da tempo chiusa per motivi burocratici, come ci spiega il consigliere d'opposizione Anna Maria Cesin. Anna Maria Cesin, cosa succede per quanto riguarda la piscina comunale di Monfalcone? Ma purtroppo la piscina comunale di Monfalcone, che serve non soltanto Monfalcone ma un ambito decisamente più ampio, dal 1° settembre è chiusa. È un pubblico servizio interrotto. È successa una cosa gravissima e dopo la deliberazione assunta dal Consiglio Comunale che metteva a gara la gestione dell'impianto, purtroppo il gestore non ha più riaperto. Ci saremmo aspettati che il Comune intervenisse in maniera rapida per riaprire quello che è un pubblico servizio importantissimo per la collettività, tra l'altro usufruito non soltanto dalle associazioni sportive ma anche dal pubblico, dalle scuole, dal consorzio disabili. Invece il Comune ha tergiversato a tal punto che ancora ad oggi la piscina è chiusa. Questo crea un gravissimo danno generale, in particolare alle associazioni che gestiscono il nuoto di ragazzini che oggi sono costretti dalle 2 di pomeriggio alle 8 di sera ad emigrare in piscine regionali, Cividale, Trieste, Gorizia, ma anche extraregionali, con costi importanti e anche con danni tra virgolette alle famiglie di molto rilievo. Su questo sono intervenuta frequentemente, ma non io da sola, sono intervenuta assieme alla collettività che oggi è penalizzata. In Consiglio Comunale, non più tardi dell'altra settimana, le famiglie con i ragazzini si sono presentate chiedendo con forza al sindaco la riapertura, che purtroppo, come dicevo, ancora oggi non è avvenuta. Il 30 ottobre si terrà nel comune di Rivignano Teor la seconda edizione del convegno Tavola Rotonda, a cui parteciperanno importanti esponenti delle 3 grandi religioni monoteiste. Lo scorso anno a questo evento avevano preso parte il professor Amos Luzzato, il presidente dell'Unione Comunità Ebraiche Italiane, Adolfo Lochi, rabbino capo della comunità ebraica di Padova, e l'imam Salan Igrabria, presidente del Centro di Cultura Islamica di Trieste, e Monsignor Guido Genero, vicario generale dell'Arcidiocesi di Udine. La manifestazione aveva ricevuto la medaglia al merito del Presidente della Repubblica per l'alta valenza simbolica nella costruzione di rapporti di pace e amicizia tra le diverse religioni. Il campione del mondo di kickboxing, Giorgio Petrosyan, 29 anni, ha ricevuto la cittadinanza italiana per meriti sportivi. La cerimonia si è tenuta questa mattina nel municipio di Gorizia, città dove l'atleta giunse a fine anni 90 dopo essere fuggito dall'Armenia con la famiglia il servizio. Una bellissima cerimonia, vediamo il sindaco Romoli contento, ma soprattutto un grande campione che dà risalto ancora in più, no? Per quanto riguarda Gorizia.
Questa cittadinanza l'abbiamo richiesta, siamo intervenuti presso il Ministero degli Interni, presso la Presidenza della Repubblica. Era ingiusto che un campione che rappresentava l'Italia ai massimi livelli non fosse cittadino italiano. Finalmente, dopo anni di lotte, oggi si corona questo sogno per lui, ma che è un sogno anche per la nostra città, di avere cittadino italiano di Gorizia un campione della sua capacità. Senta, è stato più difficile vincere i titoli mondiali o ottenere la cittadinanza italiana? Ovviamente ottenere la cittadinanza italiana, sono tanti anni che aspetto, è arrivato finalmente questo momento. Sono felice, ringrazio a tutti quelli che mi hanno aiutato e niente. I prossimi impegni? Prossimi impegni a gennaio, dopo l'infortunio torno a combattere e speriamo di cominciare a vincere. Come si dice in questi casi? In bocca al lupo. Ed ora in sequenza gli altri servizi in programma. Situazione del centro storico, un bilancio di quest'estate, com'è andata? Vi siete risollevati rispetto ai periodi precedenti oppure ancora la situazione è molto critica? No, la situazione è decisamente critica e penso che con questi presupposti può solo che peggiorare. Sono state fatte delle scelte disfattiste e nocive per la città, che sono agli occhi di tutti, perché a parte le parole Udine si commenta da sola, è vuota e non c'è più affluenza di gente, ha perso quell'appeal, quindi un completo fallimento su quelle che sono state le scelte di questa amministrazione, non ha più passaggio, l'unico passaggio che noi abbiamo frequentissimo e purtroppo, ahimè, anche se hanno diritto di vivere, è dei mendicanti. C'è chi dice che la pedonalizzazione ha ucciso il centro storico, questa sorta di pedonalizzazione che non è totale, condivide? Questo ibrido, no? Perché abbiamo via Mercato Vecchio che sono 20-30 anni e parlano di pedonalizzazione sempre piena di auto, quindi voglio dire a dove è comoda è pedonale Udine, no? E comunque un'eccessiva pedonalizzazione non ha creato solo danni alla città, creando problematiche sulla circolazione. Udine è una città che fa 100.000 abitanti, quindi deve avere un centro adeguato alla proporzione degli abitanti, non può essere iperpedonalizzata. Questo ha fatto sì che ha perso tutto quello che erano i presupposti per poter effettuare un servizio veloce, per poter accedere velocemente alla città. La gente non vuole più accedere perché arrivando a Udine o rimane congestionato o non trova parcheggio o comunque insomma ci sono molteplici motivi perché non viene più. Ecco. Un suo collega di via Vittorio Veneto provocatoriamente ha realizzato una tomba, la tomba del centro storico. Siete esasperati, l'insofferenza sale? La situazione veramente l'hanno resa drammatica. Udine non si riconosce più sotto ogni punto di vista, malgrado le categorie, le vetrine della città, quelli che cercano di abbellire la città, abbiano più di qualche volta lanciato segnali, si vige in uno stato di dittatura totale, cioè anche di fronte ai fatti, anche di fronte allo spopolamento della città si continuano alcune linee che non sono chiare più a nessuno. Dal 15 di ottobre è entrato in vigore il piano antismog, piano che lei critica per la mancata efficacia che si è vista secondo lei anche l'anno scorso. Sì, ci sono due elementi fondamentali. Uno, il piano che così com'è strutturato dal Comune non serve a nulla, in quanto o si fa un progetto con i comuni contermini o altrimenti non serve a nulla. Oltretutto gli sforamenti l'anno scorso sono stati evidenziati anche in via Sant'Osvaldo, quindi non si capisce perché via Sant'Osvaldo possono transitare e qui no. Il secondo punto invece è la cartellonistica, dove trae in inganno gli automobilisti, lo hanno detto anche i commercianti, in quanto c'è un bel divieto di accesso grande come segnale e sotto sono riportati le autovetture e i motocicli che possono entrare. Quindi l'automobilista e il motociclista che guarda prima di tutto il divieto tira dritto e non entra in centro. La cartellonistica non è a norma? Secondo me non è a norma, difatti io ho segnalato la cosa con una foto mandata al Ministero delle Infrastrutture perché si rendono conto, a me è stato detto che la cartellonistica così com'è non è in regola, ma oltre a quello non è segnalato bene.
a prescindere se è in regola o meno. È segnalato solo il divieto, ci sono anche sotto i vari E1, E2, E3 che non possono entrare, ma un automobilista e un motociclista non guarda quello, guarda il segnale grande e tira dritto. È il comune di Ragogna del Friuli che ospita questo, chiamiamolo pure, festival della drammaturgia friulana con gli autori appunto friulani e con performance che sono già iniziate questo inizio di settimana, quindi lunedì scorso e termineranno il sabato. Ma che cosa collega tutte queste giornate appunto legate al teatro? Sì, noi abbiamo organizzato una settimana di incontri, no? Si sono incontri di drammaturgia. Questa parola che all'inizio sembra un po' strana, noi ci vogliamo togliere il dramma, quello che non fa capire che cos'è, e metterci il dramma che è il teatro. Incontri di drammaturgia significa incontri di scrittura teatrale, cioè come si raccontano le storie, come quello che si cela dietro ogni spettacolo teatrale. Infatti quello che si vede nel castello sono questi autori che vengono a raccontare il loro modo per trovare una storia, il loro modo per scrivere e fa aprire un mondo a tutti coloro che si interessano sia di teatro, sia di scrittura, sia di cultura in generale. Diciamo che ci presenta una piccola chicca su che cosa vuol dire scrivere per il teatro, perché si scrive, perché ci piace, e con un saluto da questi autori milanesi, perché secondo noi Milano è un pochino la capitale della nuova drammaturgia italiana, e quindi noi siamo in Friuli legati al resto d'Italia ed Europa. E poi ogni sera, venerdì sera, avremo gli Aria Rea, che sono una compagnia molto importante e rinomata in Friuli, in questo caso di teatro danza, cioè scrivere per il teatro non significa solo avere a che fare con le parole, ma si scrive anche con il corpo, creando uno spettacolo. Sabato è una giornata molto ricca perché abbiamo la mattina un workshop alle 10 di drammaturgia, che significa le persone possono venire e provare che cosa vuol dire scrivere per il teatro. E al pomeriggio abbiamo, a partire dalle ore 15, abbiamo Aida Taliente che incontrerà Marina Rippa e Massimo Somaglino che parlerà con Carlo Tolazzi. A conclusione una performance del gruppo Tra Parentesi. Quello che voglio anche raccontare è che cosa vuol dire venire al Castello di Ragogna. Presidente, ci siamo per quanto riguarda la Fiera dei Santi 2014, visto che siamo in tavola le chiedo cosa bolle in pentola? Bollono in pentola tante cose a Rivignano, la Fiera dei Santi, ormai è una fiera tradizionale fondata negli anni, è una grande festa per la nostra comunità. Cosa bolle in pentola? Diciamo che abbiamo tantissimi chioschi gastronomici, molto ben forniti, molto ben fatti, molto ben curati, da tantissime associazioni sportive e culturali qui del nostro comune. Abbiamo manifestazioni sportive, abbiamo manifestazioni culturali, abbiamo il Festival della Canzone Funebre, abbiamo tantissime cose, abbiamo i saltimbanchi, giocolieri, sfilate durante le giornate, abbiamo la fiera mercato, abbiamo un sacco, una marea di cose. Senta, sarà un weekend tutto da vivere? Un weekend tutto da vivere e da venire a Rivignano, perché ormai questa manifestazione, questa fiera è sentita da tanta gente nei nostri dintorni, nei dintorni del nostro comune. Io faccio un ennesimo invito, ma so che la risposta della gente c'è, perché ogni anno abbiamo le strade piene, le piazze piene, i chioschi strapieni, abbiamo un grande riscontro della gente. Comunque io faccio un ennesimo
invito a venire a Rivignano perché non rimarrete delusi. Possiamo dire assaggiare il chilometro zero non de facto ma de jure? Sì, ecco, qui è tutto chilometro zero perché tutti i chioschi cucinano lì all'istante, tutta roba del territorio, soprattutto del territorio, vini locali, è tutta zona territorio. Venite a Rivignano che non resterete delusi. Insomma non resta che, come si dice, prendere la macchina, 30, 31, 1 e 2 novembre a Rivignano. Poi abbiamo anche il 1° novembre abbiamo una Marzalonga che è molto con la FIAS, molto seguita da tutto il Friuli e anche dal vicino Veneto. Abbiamo la serata delle streghe, il concorso della miglior strega, che è una serata bellissima e divertentissima, dove partecipa una marea, un sacco di gente con le più diverse maschere, costumi. Ecco, ci sarà una premiazione per tutti i bambini piccoli, ci sarà per le streghe senior, diciamo, dove ci saranno dei premi. Ci sono anche i strego? Ci sono anche i strego. Ci sono anche i strego. È una serata divertentissima, quest'anno stiamo lavorando per migliorarla ancora meglio degli altri anni. Venite, quella serata che è una serata bellissima. Ci sono le serate bianche, c'è di tutto di più. Ufficialmente possiamo dire, signor Sindaco, prima Fiera dei Santi, Comune Rivignano Teoro. Beh sì, quest'anno è il primo anno in cui alla Fiera dei Santi coinvolgono anche il Comune di Teoro, lo coinvolgono non solo di nome ma anche di fatto, perché tra i tanti volontari, e sono circa 300, di almeno 30 associazioni coinvolte nell'organizzazione della fiera, tanti sono anche di Teoro, e questo è bello perché dimostra che le comunità che si sono fuse nel nuovo comune sono anche unite nell'organizzazione delle manifestazioni che abbiamo nel territorio. Quello che conta è che la Fiera dei Santi non è la classica, diciamo, festa paesana, ma è un evento che raccoglie un po' tutta la storia e la tradizione del territorio. Sì, certo, è un evento che ha un'origine antichissima. Già Ippolito Nievo, che l'aveva frequentata qualche secolo fa, la descriveva come antichissima e le cui origini si perdevano nella notte dei tempi. E tra l'altro ricorda Ippolito Nievo con simpatia la circostanza che solo a Rivignano dall'Asse si facesse festa nel giorno altrove dedicato alla commemorazione dei defunti. E quindi è una festa antichissima ma che ha tante innovazioni, quindi vuole stare al passo con i tempi. Ogni anno l'amministrazione comunale propone delle novità. Quest'anno, il primo giorno, giovedì 30 ottobre, ci sarà per esempio la festa della birra e l'1 e il 2 novembre, come ulteriore novità, ci saranno degli spettacoli di falconeria e delle mostre di rapaci e anche un coinvolgimento dei bambini nelle attività, diciamo così, con questi rapaci. Senta, senza ripetersi tante volte, no? Ma perché, cosa significa per l'intera regione Friuli Venezia Giulia la Fiera dei Santi? La Fiera dei Santi di Rivignano ogni anno attira decine di migliaia di visitatori da tutta la regione e anche da fuori, e quindi è una vetrina sicuramente di livello regionale, che quindi permette una promozione dell'intero territorio regionale, ed è una vetrina dei prodotti del fiume Stella. Noi quest'anno abbiamo coinvolto, oltre che gli amici di Teor, anche operatori dei comuni del fiume Stella, perché possano far conoscere i loro prodotti in questa manifestazione, e quindi è un'occasione di promozione del territorio ed è ricca di eventi e di manifestazioni che sono in grado di accontentare, diciamo, i gusti più variegati, dai piccoli agli anziani, insomma, dal chi ama aspetti culturali importanti. A tal proposito voglio citare l'evento con cui inizia la Fiera dei Santi, giovedì 30 ottobre alle ore 18 nell'auditorium, questo convegno sulle 3 grandi religioni monoteiste di fronte alle sfide poste dalla modernità. Convegno importante perché vedrà circostanza rarissima se non unica a livello mondiale esponenti delle religioni oltre che cattoliche, musulmane ma anche ebraica, e quindi ebrei, musulmani e cristiani si confronteranno in pace qui a Rivignano su questi temi. La prima volta l'anno scorso è andata molto bene, anche il Presidente della Repubblica Napolitano ha apprezzato questa iniziativa e ha attribuito al Comune di Rivignano la sua medaglia al merito
per questo evento che, soprattutto in questi tempi in cui da più parti nel mondo si assiste a guerre di religione, il fatto di poter discutere ebrei, musulmani e cristiani insieme è sicuramente un aspetto di alto valenza, valore simbolico. Senta, signor Sindaco, noi poi le prossime puntate che ci avviciniamo, perché accelereremo per quanto riguarda Guarda che Stella, faremo rivedere un po' per chi si è perso, tra parentesi, le edizioni passate, una sorta di rewind, tanto per dire il 2014 ci devo essere. Sì, certamente, la Fiera dei Santi è una vetrina, un'occasione nella quale insomma, chi ha la possibilità di partecipare è opportuno che ci venga, perché appunto ci sono tantissime manifestazioni, spettacoli, ci sono la Fiera dei Saltimbanchi per cui artisti di strada, sputafuoco, mostre, mercato che spaziano dalla auto e moto d'epoca ai quadri più particolari collezionisti, c'è la Fiera dei Sapori d'Italia, c'è la Fiera dell'Antiquariato, c'è il mercato tradizionale del 2 novembre, ci sono concerti la sera, c'è la Notte Bianca in cui tra sabato e domenica fino alle 4 il paese rimarrà diciamo così caratterizzato da concerti, da musica. C'è il Festival Mondiale della Canzone Funebre che ha avuto un rilievo non solo nazionale ma internazionale, insomma, che è un'occasione di produzione poetica su un tema molto particolare come quello della morte, che può essere visto come fonte di emozioni, ma può anche essere un'occasione per scherzare e diciamo, esorcizzare la fine. E qui il 2 novembre a Rivignano, questa 4 giorni che inizia giovedì e termina domenica, si conclude proprio con questo Festival Mondiale della Canzone Funebre in piazza a Rivignano. Il nostro gruppo mette a disposizione sulle 5 reti televisive spazi per la realizzazione di trasmissioni commerciali, politiche, culturali, sportive ed altro ancora, autogestite. Gli interessati potranno telefonare in orario d'ufficio al numero in sovraimpressione, un'occasione da non perdere. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli, Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e il numero di telefono per il colloquio preliminare. Andiamo a chiudere la pagina informativa con il meteo. Su tutta la regione avremo cielo sereno poco nuvoloso, sul Tarvisiano sarà probabile maggiore nuvolosità. Soffierà bora moderata in pianura, temporaneamente sostenuta sulla costa. E con questa notizia chiudiamo qui la pagina informativa di Canal Furlan. Non resta che augurare a tutti voi, gentili telespettatori e telespettatrici, un buon proseguimento di giornata con i programmi della nostra rete televisiva. Alla prossima!